Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie di oggi. Due distinti episodi di violenza la scorsa notte a Palermo. Ad agire due gruppi di giovani che hanno picchiato un ragazzo davanti a una discoteca e alcuni dipendenti di un locale del centro città. A Sferracavallo torna l'incubo risse della Movida. I residenti della borgata marinara di Palermo terrorizzati dalla possibile presenza di bulli e baby gang durante la stagione estiva. Catania concluse le indagini per i 29 indagati nell'inchiesta Pandora, tra loro anche l'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino. Ripercussioni giudiziarie che potrebbero pesare in vista del rimpasto nella giunta Schifani. Catania al via la prima fase della pedonalizzazione della piazza del Castellursino. Soddisfatto il sindaco, ma restano le lamentele di alcuni residenti. L'Etna torna a farsi sentire. Dopo 6 mesi di apparente quiete, nuova eruzione del cratere centrale. Per gli esperti si tratta solo di attività moderata. Geolier travolge Messina. In Sicilia, prima tappa del tour dell'artista napoletano davanti a oltre 20.000 spettatori. A Salina la magia del mare festival. Stasera la serata conclusiva. Premio Troisi tra gli altri attori anche ad Alessio Boni. Il calcio, settimana decisiva a Catania per gettare le basi per la sessione estiva del mercato. A Messina manca ancora il direttore sportivo. È stato un sabato notte violento, quello trascorso a Palermo, 2 gli episodi, ad agire gruppi di giovani che hanno picchiato un ragazzo davanti a una discoteca e alcuni dipendenti di un locale del centro città. Simona Mazzone. Non si arrestano gli episodi di violenza a Palermo, specialmente in una mala movida che sta prendendo sempre più piede, con azioni di criminalità che si verificano con frequenza, anche con la sfrontatezza di agire davanti a un pubblico presente, di passanti e cittadini che assistono a scippi, ferimenti e raid punitivi organizzati anche tra minorenni. Gli ultimi 2 episodi davanti a 2 diversi locali sabato notte. Un ventenne è stato aggredito di fronte alla discoteca Country di Viale dell'Olimpo. Il giovane è stato colpito da un gruppetto di ragazzi che è fuggito poco dopo, lasciando il ventenne per terra vicino al locale. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ascoltando testimoni e vagliando le immagini della videosorveglianza per risalire all'identità del gruppetto che lo ha picchiato. E in un'altra zona della movida palermitana, sempre nella notte di sabato, un'aggressione simile da parte di alcuni giovani che hanno assalito i dipendenti del locale Ballaracca alla Magione. Non è chiaro il motivo per il quale si sarebbero scaldati gli animi, probabilmente qualcuno di loro aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Anche qui sono intervenuti gli agenti per cercare di riportare la calma, ma il branco, composto da una decina di ragazzi, si era già dileguato. Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze, gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e probabilmente gli autori di entrambi gli episodi violenti hanno adesso le ore contate. Abbiamo paura che possa ripetersi quello che è successo l'anno scorso. I residenti della borgata marinara palermitana di Sferracavallo tornano ad alzare la voce dopo le risse e la violenza della scorsa estate. Marco Gullà. Risse, colpi di bastoni e tavoli per aria era quello che succedeva l'anno scorso a Sferracavallo in ogni weekend. I primi episodi inquietanti degli ultimi giorni hanno nuovamente messo in allarme i residenti della borgata marinara palermitana. Il timore è che tutto possa ripetersi, offuscando quello che di buono è stato fatto fino adesso per Sferracavallo. Passeggiando sul lungomare di questa località, tutto è in ordine. Residenti e non solo si godono il mare finalmente non inquinato, ma al tramonto la sregolatezza della movida può far indossare un abito diverso alla borgata marinara. Quest'anno deve essere l'anno della rinascita per Sferracavallo, perché appunto l'anno scorso abbiamo avuto quegli episodi di violenza in piazza Beccadelli che sono stati devastanti. Furti e momenti di agitazione nei giorni scorsi. I residenti di Sferracavallo vogliono che si alzi il livello di guardia. Per questo chiediamo
il controllo del territorio, l'alto impatto. Ora da 2 giorni abbiamo visto posti di blocchi all'ingresso di Sferacavallo e questo è importante, ci vuole il presidio. E infine, capitolo acque, c'è più il divieto di balneazione? Finalmente il mare di Sferacavallo è pulito, quindi questo è l'anno della proprio rivincita. L'anno scorso siamo stati penalizzati anche sotto questo aspetto, insomma sta partendo bene la stagione. Concluse le indagini della Procura di Catania sulle presunte infiltrazioni della mafia nelle istituzioni. Arrivano gli avvisi a 29 indagati, fra cui l'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino. Un punto di snodo fondamentale anche per la politica siciliana in vista di un rimpasto complesso nella giunta Schifani. Sentiamo. Avviso di conclusione indagini per il vicepresidente della regione sospeso dagli incarichi e poi dimessosi Luca Sammartino nell'ambito dell'inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni della mafia catanese. La procura etnea ha emesso il provvedimento per 29 persone, fra cui appunto Sammartino. Intanto l'esponente della Lega ha già presentato il suo ricorso difensivo al Tribunale del Riesame, che lo tratterà il prossimo 26 giugno, pronunciandosi con tutta probabilità entro la fine del mese. Sarà un punto di snodo importante anche per il rimpasto nella giunta Schifani. Il presidente della regione aspetta proprio questa decisione del tribunale per decidere a sua volta se sostituire Sammartino dall'assessorato all'agricoltura che attualmente regge lui stesso ad interim. Ma i temi sul piatto in vista di un rimpasto che non arriverà prima di luglio sono ancora molti altri, a iniziare dalle richieste degli alleati interni alla lista di Forza Italia, fra cui c'è il Movimento per l'Autonomia, che ha fatto la sua battaglia per Caterina Chinnici e ora chiede un riconoscimento evidente, come dice senza mezzi termini il deputato autonomista Fabio Mancuso, ospite del Punto. Aspettiamo gli accordi regionali che vengono rispettati. Se noi dovessimo avere un deputato in più nelle prossime ore, nei prossimi giorni, o perché c'è una vittoria a Messina del deputato Luigi Genovese, o perché c'è qualche aggregazione al nostro Movimento per l'Autonomia, ci aspettiamo che con 5 deputati 2 assessori vanno al Movimento per l'Autonomia. Ma dentro Forza Italia ci sono anche altre anime, ci sono i centristi di Noi Moderati con i 60.000 voti di Massimo Dell'Utri, ottenuti anche con l'appoggio di Cuffaro, e poi ci sono le 2 anime azzurre, quella della Sicilia occidentale di Tamaio e Schifani e quella della Sicilia orientale di Falcone, appoggiato da Miccichè. Tra Falcone e Tamaio. Falcone è appoggiato da 4 deputati regionali, ha ottenuto un risultato che è numericamente superiore a quello di Tamaio. E in tutto questo c'è ancora da capire cosa porranno sul tavolo realmente, oltre le discussioni sulla stampa, Fratelli d'Italia e la Lega. 12 atleti del gruppo sportivo paralimpico della difesa per il 3° anno hanno raggiunto a nuoto la costa della Calabria partendo da Torrefaro, percorrendo un tratto di mare di 3.800 metri sullo stretto di Messina. Alcuni atleti hanno nuotato per l'intero percorso, altri si sono alternati in una staffetta. Gli ultimi 100 metri invece sono stati percorsi da tutti i 12 atleti, affiancati per simboleggiare lo spirito di gruppo e l'affiatamento tra i partecipanti. E parliamo del Castellursino perché è realtà la pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. Il sindaco trantino: è un passo da fare per una Catania evoluta. Il Castellursino è una meraviglia da esplorare. Tonino De Mana. Quanto è bello il Castellursino senza auto. Guardatelo voi. Quindi finalmente il Castellursino ricomincia a respirare quell'area che ha conosciuto nel 1300. Era un passo inevitabile che dovessimo fare se vogliamo pensare a una città evoluta. Gli scooter che scorrazzavano tra i turisti, le auto in sosta e in sosta selvaggia appartengono soltanto al passato. Il presente è l'immagine che vedete con il Castello Ursino che si erge maestoso, dove i turisti passeggiano liberamente godendosi la bellezza della piazza, finalmente pedonalizzata. Niente più auto attorno per effetto di una scelta coraggiosa dell'amministrazione Trantino che comunque richiederà tempo per essere assimilata. Una svolta epocale in nome di un'attrattività turistica e culturale di cui lo stesso Trantino ne va fiero.
vero. La gente viene a Catania per conoscere, per esplorare, per avere notizia di tutti i segreti che si annidano fra le sue pietre e non più semplicemente per guardare qualcosa, scattare una foto e andare via. Ogni cambiamento ha un costo. Il processo di pedonalizzazione è un processo lento, graduale, che in tutte le città ha visto delle rimodulazioni progressive delle iniziali regole e questo dobbiamo farlo anche a Catania. E non sono mancate le lamentele di commercianti e residenti che si sono trovati in macchina con la multa o sul carro attrezzi, o altri ancora che si sono visti ridurre drasticamente i posti auto nel perimetro del castello. Le macchine, dove le dobbiamo mettere queste macchine? Sono state individuate due zone, una con l'interdizione H24 alle auto ed un'altra con la chiusura al traffico limitatamente alle ore serali e notturne nei giorni feriali, senza limiti orari di pedonalizzazione solo nei giorni festivi e le domeniche. 8 i varchi elettronici che controllano l'accesso. Da oggi è attiva la fase di pre-esercizio che avrà una durata di 30 giorni. Dopo 6 mesi di quiete, l'Etna torna a farsi sentire e vedere con un'attività stromboliana del cratere centrale. Nonostante gli esperti dell'INGV parlano di attività moderata, il vulcano continua a regalare immagini suggestive. Emanuela Corsi. Dopo mesi di quiete, l'Etna torna a farsi sentire e a dare spettacolo. Negli ultimi giorni è ripresa l'attività stromboliana dalla bocca che si è aperta recentemente all'interno del cratere centrale del vulcano, anche se in forma moderata. Queste sono le immagini girate dal local team ad alta quota, nelle quali si osservano brandelli di lava e cenere mescolata alle emissioni gassose. L'aspetto importante da segnalare è che comunque tutti i parametri di monitoraggio, soprattutto quelli geochimici e quelli geofisici, non indicano nessuna variazione rispetto ai mesi precedenti. Quindi siamo in una fase di lenta e graduale ripresa dell'attività eruttiva di questo vulcano. I pennacchi vulcanici, molto più visibili durante le ore notturne, sono l'ultimo degli spettacoli che il vulcano continua a regalare agli abitanti pedemontani e ai turisti. Poche settimane fa il suggestivo fenomeno degli anelli di vapore perfettamente sferici che si innalzavano da un piccolo cono eruttivo nel cratere di sud-est è diventato virale sul web ed ha attirato numerosi visitatori. Grande successo ieri sera a Messina per la prima tappa del tour di Geolier, l'artista napoletano rivelazione a Sanremo, Francesco Triolo. Un angolo di fuori grotta, trasferito in riva allo stretto, Messina ha accolto Geolier con un boato, la rivelazione, campione di incassi dopo Sanremo, ha travolto con la sua onda partenopea gli oltre 25.000 fans arrivati da tutta l'isola per l'unica tappa, quella d'esordio, del suo tour in Sicilia. Un brano intenso, per sempre, del nuovo album ha aperto una scaletta tra pezzi nuovi e grandi successi come So Fly, Mone, Il Presidente, Sistar 2 e il brano del festival. La tappa messinese rappresenta una sorta di prova generale per i concerti già sold out che l'artista e i secondi gli ha programmato dal 21 al 23 giugno prossimo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e il suo repertorio va dalle storie di strada e d'amore alla denuncia sociale di ispirazione autobiografica, sentimenti, ci sono tanti giovanissimi, oltre 2 ore di concerto in cui ha cercato sempre il coinvolgimento del pubblico che ha risposto alla grande. Lo stadio messinese è caldo per un'estate che vedrà salire su quel palco Ultimo, Zucchero, I Negramaro, Sfera Ebbasta e Max Pezzali, un'estate di musica per tutti i gusti. E adesso andiamo a Salina, dove stasera ci sarà l'ultima serata del Mare Festival. A ricevere il premio Troisi, tra gli altri, anche l'attore Alessio Boni, che con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, ci restituisce un'immagine unica di Troisi. La nostra inviata Eva Spampinato.
Nel panorama delle kermesse cinematografiche estive, quella del Mare Festival di Salina è senza dubbio la più genuina, lontana dalla mondanità e dal lusso delle grandi location, che riesce a far coincidere lo spirito di un luogo con l'animo di chi l'ha ideata, il giornalista e viaggiatore Massimiliano Cavalieri, e con la poesia di un grande attore scomparso. Massimo Troisi da queste spiagge ha consegnato al mondo la sua ultima poesia e Salina lo celebra da 13 anni con un appuntamento quasi familiare, dove non ci sono barriere tra attori e pubblico, dove si respira la vera atmosfera isolana. Non finisci mai di restare incantata con questo panorama che tu dici ma è sempre lo stesso, non è sempre lo stesso, perché la natura ogni sera ti offre una sfumatura diversa. Maria Grazia Cucinotta, protagonista del Postino, da 30 anni è diventata ambasciatrice del messaggio di Troisi nel mondo. Massimo sognava di avere successo in America e non ha avuto solo successo in America ma in tutto il mondo, quindi i suoi sogni sono stati ripagati e siccome io credo che la vita continua, lui c'è e se l'è goduto tutto questo successo. L'attore Alessio Boni sarà tra i premiati della serata finale del premio Troisi. Non riuscirei a dirti che qualcuno ha raggiunto quella sua poetica. C'è una bellissima poesia di Roberto Benigni che ha dedicato a Massimo Troisi e dice: morto un Troisi non se ne fa un altro, non è come un papa, il papa è morto uno se ne fa un altro, non è che Troisi no, perché il suo verbo ha fatto più miracoli di San Gennaro, finisce così ed è una cosa molto bella. E cosa ha fatto fino all'ultimo per poter fare questo film che è stato enorme per lui in quelle condizioni, ha lasciato una verità pazzesca e tutti ce lo ricordiamo in quel modo lì, e soprattutto è Salina e Massimo Troisi. Ormai è Massimo Troisi Salina, anche se non è Napoli, non è San Giorgio Achermano, non è Sicilia, però per me è lui. Non solo cinema, il Mare Festival è stata l'occasione anche per promuovere i temi della salute, l'importanza della prevenzione al centro del dibattito tra i rappresentanti dell'assessorato regionale della salute, l'Università di Messina, le ASP regionali e Federfarma. In Sicilia è boom di turisti a inizio stagione, strutture alberghiere quasi tutte esaurite. Siamo stati ad Ortigia, Francesco Aloi. Anche se il sole è a fasi alterne, c'è chi durante la vacanza a Ortigia fa una sosta in spiaggia. Non si riesce a rinunciare al mare. Da dove arrivate? Da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Avete già fatto il bagno? Sì, stamattina. Qui, come nelle altre località di mare, è tutto pieno. Le nuvole non frenano il caldo, anzi. Lasciando la spiaggetta di Callarossa ci spostiamo un po'. Il centro storico è pieno di turisti. La trovo molto bella e le persone sono molto più gentili che al nord, molto più disponibili. Chi non va al mare fa una passeggiata vista mare. Non c'è sole, quindi passeggiamo e non sudiamo. Abbiamo fatto un giro in barca di Ortigia, abbiamo visto la Grotta degli Innamorati. Tra i vicoli i palazzi trasudano storia, ma oltre a quello che fu c'è chi ama quello che è, come la cucina. Dolce o salato, poco cambia. In Sicilia non può mancare lui, l'arancino. Certo, l'arancino è buono, caratteristico della Sicilia. E oltre all'arancino c'è anche dell'altro. La granita col tuppo e il cannolo, le tre cose preferite nostre. E ha detto tutto. Sul fronte temperature, da domani dovrebbe registrarsi un'altra impennata. Colonnini ancora su e caldo in aumento, un motivo in più per andare al mare. E intanto le auto sono colorate dalla sabbia del deserto. Ci sono le opere più iconiche e conosciute in tutto il mondo, come quelle dedicate a Marilyn Monroe o Liza Minnelli, i famosissimi self-portrait o la serie dei Flowers, inaugurata a Modica la mostra Andy Warhol and Pop Friends. Veronica Barbarino. Colori chiassosi, oggetti simbolo del consumismo americano, icone del mondo dei media, ritratti di star e la ripetitività delle immagini. Il vivace e caleidoscopico mondo della pop art e il suo re arrivano a Modica. È stata inaugurata presso l'ex convento del Carmine la mostra Andy Warhol and Pop Friends, un viaggio incalzante nell'eccentrico mondo del padre della pop art, attraverso anche le opere di un folto gruppo di amici artisti che hanno vissuto e condiviso con lui a New York il grande cambiamento artistico degli anni
anni 60. 100 opere provenienti da fondazioni, archivi e importanti collezioni private che raccontano lo stile della popular art, semplice nella sua estetica ma capace di superare in fama persino le icone rappresentate. Vengono esposti dei lavori che hanno avuto contatti con l'Italia soprattutto negli anni '80. Quindi abbiamo, come alle mie spalle, un'opera molto importante proveniente dalla Galleria Lucio Amelio di Napoli, con altre ovviamente 60 opere sempre su tutta la serie tematica di Warhol. Insieme a lui ho voluto riunire i suoi compagni, quindi partendo da Robert Rauschenberg a Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein. Al taglio del nastro, ospite d'eccezione, l'artista David Boves, uno degli autori ancora in vita tra quelli in mostra, che ha condiviso la sua esperienza e il suo legame con Warhol e gli altri artisti esposti. Sarei qui con tutti questi colleghi e, come ha detto prima, un'esperienza veramente commovente. La mostra organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi sarà fruibile fino al 13 ottobre. E adesso una pausa, tra poco il calciomercato. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calciomercato, tutti pazzi per Matteo Brunori del Palermo. Il capitano rosanero potrebbe lasciare il capoluogo per andare in un club di Serie A. Marco Gullà. Tutti vogliono il capitano del Palermo. Matteo Brunori fa gol a moltissime squadre. L'attaccante rosanero, che ha manifestato voglia di andare via per tentare il salto in campionati più prestigiosi, ha diverse richieste di società. E in queste ore se ne sono aggiunte anche altre. Il bomber era seguito da Sassuolo, Genoa, Lecce ed Empoli, ma adesso si sono aggiunte alla corsa anche Pisa, Brescia e Verona. A breve cominceranno ad essere formulate le offerte. In odore d'addio anche il terzino Aurelio. Nonostante un contratto fino al 2027, l'ex Pontedera non ha convinto e si cercheranno dei sostituti che possano agire sulla fascia come Lund. O prestito o cessione a titolo definitivo, e al suo posto il profilo più valutato sarebbe quello di Liberato Cacace, che per il momento è comunque soltanto una suggestione. Il Palermo cerca inoltre rinforzi a centrocampo e il nome più caldo al momento è quello di Luca Mazzitelli. Il capitano del Frosinone era stato accostato ai rosanero anche in passate sessioni di mercato, ma ora potrebbe davvero concretizzarsi il trasferimento. Mazzitelli avrebbe infatti già dato il suo ok al passaggio in rosanero. La settimana che inizierà domani sarà fondamentale per alcune trattative che il club palermitano vuole definire. Catania e Messina già operative sul mercato, attendono le ultime mosse societarie per poi dedicarsi alla rosa. In settimana il Catania chiuderà con Toscano e il Messina con il direttore sportivo Marco Carli. Allenatore e direttore sportivo, la base da cui partire, anche per Catania e Messina, che hanno concretizzato uno dei due tasselli. I rossazzurri con il DS Faggiano, biennale con opzione per il terzo anno, i giallorossi con l'allenatore Modica, che ha chiuso anche lui per un biennale, restando dunque legato alla piazza in cui ha centrato risultati importanti la stagione scorsa. Per etnei e messinesi manca invece l'altro tassello, anche se ci siamo. Per quanto riguarda il Catania, la vicenda Toscano in panchina, come risaputo, è in conclusione. Stabilita la chiusura del rapporto con il Cesena, mancano solo le firme e poi sarà Catania. Per quanto riguarda invece il DS del Messina, dovrebbe essere Agatino Chiavaro, dopo che Domenico Roma ha trovato l'accordo con il Foggia. L'ex direttore della Cireale e giocatore della CR è in vantaggio su Umberto Calaiò, ex di Licata e Marsala, passato dall'area scouting di Parma e Torino e dal ruolo di osservatore proprio a Messina tra il 2004 e il 2006. Saverio Provenzano dovrebbe occupare il ruolo di consulente del presidente, non di direttore generale. Tutto si risolverà con ogni probabilità la prossima settimana. Per dare il via ufficialmente al mercato, Catania e Messina, ognuna per i rispettivi traguardi, gettano le basi per una stagione che in chiave rossazzurra vuole essere quella del definitivo rilancio per puntare all'obiettivo Serie B. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.